Carceri, tra allerta focolai Covid e lentezza nelle vaccinazioni. A denunciare la difficile situazione ancora una volta l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, che stigmatizza come la cosa non sia più tollerabile. Gran parte degli istituti sono presenti focolai e in parte sono state iniziate le vaccinazioni dove si chiede il sollecito da parte delle autorità affinché vengano definiti al più presto per evitare i contagi. Focolai come nella casa di reclusione di Padova, dove denuncia il sindacato, risultano esserci un centinaio di casi positivi tra detenuti e personale carcerario, situazione che potrebbe portare, come prevede il regolamento, al temporaneo blocco di nuovi accessi nella struttura, con detenuti che verrebbero inviati in altre carceri, tra cui Vicenza. Nell'istituto vicentino non ci sono contagi e quindi però di riflesso abbiamo gli arrestati che vengono dagli altri istituti dove sono stati chiusi per i focolai Covid. Un carcere, quello vicentino, già sovraffollato con il rischio di ripetersi di aggressioni, l'ultima in ordine di tempo martedì 6 aprile, dove un assistente e un ispettore di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto. Da parte del sindacato arriva una richiesta: vista la situazione, non sarebbe il caso di modificare il piano nazionale di vaccinazione degli agenti, scegliendone uno monodose per tutti coloro ancora in attesa della prima dose, così da accelerare i tempi di immunizzazione, scongiurando ulteriori rischi che ogni giorno corrono lavorando in ambienti ad alta promiscuità e senza poter mantenere il distanziamento sociale.